E inizio dando la parola al sottosegretario Manlio Di Stefano. Prego, sottosegretario. Si sente? Sì. Buongiorno a tutti e grazie per lo splendido lavoro che state facendo. Purtroppo confermo che non potrò rimanere per tutto il webinar. Normalmente lo faccio e partecipo volentieri anche alla fase di Q&A perché credo che sia molto importante per le aziende avere risposte dirette, ma in questi giorni proprio, tra ieri e oggi in particolare, stiamo facendo una serie di conferenze sempre online purtroppo per definire il piano strategico di rilancio dell'immagine italiana, quindi anche sulla comunicazione in particolare, quindi dovrò scappare, ma sono comunque felicissimo di poter avviare questo webinar organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Spagna e dall'ufficio ICE, che ringrazio veramente perché si sta facendo uno sforzo veramente oltre le più rosee previsioni in realtà, e forse anche oltre la capacità che avevamo prima del Covid. Questo dramma che stiamo vivendo probabilmente ha fatto tirar fuori ognuno di noi un po' di più rispetto a quello che avevamo già eravamo già abituati a essere e ad avere, quindi mi piace sempre guardare il lato, diciamo, positivo delle cose. A questa sessione di lavoro, come è stato ricordato, si sono iscritte a partecipare 1200 aziende e il dato interessante è che questo numero è un numero che si sta ripetendo sempre così alto a tutti i webinar, il che vuol dire che c'è chiaramente la volontà da parte del sistema imprenditoriale italiano di cercare nuovi mercati o migliorare la presenza nei mercati stranieri, e quindi sono certo che le informazioni che oggi riceverete dagli esperti di Spagna che seguiranno il mio intervento potranno essere sicuramente delle informazioni utili al vostro sviluppo. Quando parliamo di Spagna parliamo chiaramente di un grande paese europeo che ha diciamo, un dimensionamento abbastanza paragonabile all'Italia, e quindi anche per una questione di legami economici molto forti e situazioni diciamo anche storiche per certi versi complementari, comunque che ci hanno accompagnato lungo la nostra storia, è un paese che con l'Italia ha dei legami solidissimi, sia politici ma soprattutto vorrei dire sociali, e quindi chiaramente è un paese di grandi opportunità ma anche di grandi sfide, perché sappiamo che a volte è molto più facile esserci e vendere in un paese che ha un'economia complementare piuttosto che verso un paese con cui c'è un'economia simile. Detto ciò, registriamo un costante aumento dell'interscambio commerciale negli ultimi anni, che ha raggiunto una quota importantissima di 45 miliardi di euro nel 2019, più 1,1 rispetto all'anno precedente, una percentuale di incremento piccola ma su un valore assoluto enorme, e quindi chiaramente assolutamente di buona prospettiva e di buon auspicio, seppur anche la Spagna, come noi, sta vivendo una grave crisi legata appunto all'emergenza Covid. Di questi 45 miliardi, 24 sono le nostre esportazioni, quindi con un saldo attivo di 2 miliardi e mezzo, sicuramente positivo vista appunto la sovrapponibilità su vari settori delle due economie. Abbiamo mantenuto nel 2019 la quarta posizione come fornitore e la terza come cliente nei rapporti con la Spagna, e la Spagna è il nostro sesto mercato di destinazione delle nostre esportazioni a livello globale, il quinto fornitore. È anche uno dei maggiori mercati di destinazione dei nostri investimenti diretti. Questo è un fattore che spesso si sottovaluta, ma c'è una netta correlazione, e lo sappiamo, tra gli investimenti diretti in un paese e poi la capacità che ne sussegue di esportare prodotto in quel paese. Questo è un qualcosa sul quale dobbiamo investire probabilmente ancora di più. Sappiamo bene che la pandemia che stiamo vivendo ha cambiato il modo in cui viviamo, ha sconvolto tutte le previsioni, a partire da quelle economiche. Io stesso ricordo che durante la cabina di regia soltanto 2 mesi fa, qui in Farnesina, parlavamo di un mondo che era totalmente diverso, ed è proprio il motivo per il quale abbiamo dovuto poi sostanzialmente riscrivere interamente le regole del gioco. È un paese, la Spagna, che come dicevo sostanzialmente ha vissuto in maniera
quasi identica all'Italia, il dramma del Covid, e quindi questo ci accomuna probabilmente alla necessità di uscire da questa crisi con degli strumenti che ci possono accomunare, e non è un caso infatti che si stia facendo anche una battaglia comune per certi aspetti in Unione Europea sulla capacità economica che serve per la ripresa e quindi sulla necessità che l'Unione Europea accompagni i paesi che hanno sofferto maggiormente in un percorso comune. Il 2020 sarà qualunque cosa accada a livello anche di Unione Europea, appunto, sarà un anno comunque difficile. Probabilmente si perderanno buona parte delle occasioni che erano state programmate dalle aziende, e quindi ci sarà sicuramente un crollo delle economie globali che è già stato in qualche modo anticipato dai più grandi analisti di mercato. Detto ciò, voglio comunque insistere sul bicchiere mezzo pieno, ovvero su tutte le manovre che posso definire tranquillamente senza precedenti che il governo ha messo in campo per cercare di lavorare anche nel nostro caso come Farnesina in maniera anticiclica per anticipare la ripresa e programmarla nel miglior modo possibile. Questo stesso webinar è una parte di questi strumenti. Perché? Perché la grande consapevolezza che abbiamo è che c'è bisogno di informazione e formazione. Questi webinar, infatti, oggi con la Spagna è uno di quelli che stiamo facendo. Abbiamo iniziato con Mosca, con l'India, seguiranno Berlino, Dubai, San Paolo, Tokyo, Parigi, New York, solo per citare i principali, Portogallo anche. E quindi l'obiettivo è appunto formare gli imprenditori su mercati specifici. Vi posso già anticipare che l'idea dei webinar è così funzionale e così ben riuscita dal mio punto di vista che li estenderemo anche non solo sul paese, ma anche a livello orizzontale su tecnologie, ad esempio. Quindi come digitalizzare un'impresa sarà il tema di prossimi webinar per i quali sarete coinvolti. Quindi questo webinar stesso, dicevo, fa parte di un ciclo di strumenti che stiamo mettendo in campo per fronteggiare quella che dal mio punto di vista è una crisi paragonabile soltanto alla Seconda Guerra Mondiale. Quali sono i pilastri di questo progetto che stiamo portando avanti? In primo luogo, aumentare e rafforzare la penetrazione del Made in Italy nei vari mercati mondiali e soprattutto allargare la platea delle aziende stabilmente esportatrici, perché è vero che l'export vale il 30% circa del PIL italiano. Nel 2019 aveva segnato quota 478 miliardi e noi puntavamo a superare i 500, ma è vero anche che di questo 30% sono poche, cioè questo 30% è composto da una piccola fetta di imprese italiane rispetto al suo totale, quindi dobbiamo ampliare sicuramente i mercati di destinazione, ma dobbiamo anche allargare la platea di aziende stabilmente esportatrici. Proprio per questo motivo con il ministro Di Maio abbiamo voluto lanciare quello che abbiamo definito Patto per l'Export, ovvero un ciclo di incontri molto operativi con tutte le associazioni di categoria, le confederazioni, che aveva proprio l'obiettivo di rilanciare il commercio estero in questa fase delicata. Gli incontri sono stati 12 tavoli, 24 ore di incontri, e ci hanno dato dei feedback molto importanti di cui voglio darvi un'anteprima e dirvi anche quali strade stiamo percorrendo, perché credo che siano assolutamente condivise e condivisibili. Intanto puntiamo massicciamente sull'implementazione di nuovi accordi legati all'e-commerce su vasta scala. Abbiamo già, come sapete, alcuni accordi con ad esempio Alibaba, Rakuten e Amazon, ma abbiamo chiesto ai nostri ambasciatori coadiuvati da ICE una ricognizione di vasta scala, circa 45 paesi, per anticipare le tendenze dei maggiori marketplace di quei paesi. Ad esempio, se guardiamo all'India ce ne sono almeno 4 o 5 grandi player in questo senso, e andare a stipulare nuovi accordi di presenza di prodotti italiani sui marketplace. Contemporaneamente lo stiamo facendo anche sulla grande distribuzione organizzata, che è il grande vulnus probabilmente della filiera italiana. Ci manca proprio la GDO nella nostra struttura di internazionalizzazione, e questo chiaramente ci porterà a poter avere una vetrina maggiore
per l'export italiano nel prossimo futuro. Intendo dire nel prossimo futuro a brevissimo, perché gli accordi sono già in corso e li stiamo anche chiudendo in molti casi. È un'attività, come dicevo, anticiclica, perché in questo momento il vero problema è che i mercati globali sono chiusi, ma è ora che bisogna agire e infatti i fondi sono già stanziati. Per andare un po' più nel dettaglio, tra il Cura Italia e il decreto liquidità abbiamo lavorato su più pilastri. Il primo, molto richiesto da tutto il settore imprenditoriale, abbiamo allargato la capacità del fondo 394, del fondo rotativo Simest 394, fino a 400 milioni, di cui 70 milioni a fondo perduto. E vi anticipo già, senza potervi dare certezze ovviamente ancora, perché non è ancora passato al Consiglio dei Ministri, che nel nuovo decreto, il cosiddetto decreto aprile, che sarà probabilmente la prima settimana di maggio, l'obiettivo è di sostanzialmente aumentare, quasi raddoppiare questo fondo nella sua parte a fondo perduto, quindi la volontà è proprio quella di garantire alle imprese liquidità a fondo perduto. Nel decreto Cura Italia si è anche creato un nuovo fondo, il Fondo per la Promozione Integrata, dotato di 150 milioni di euro, di cui 50 destinati a una mega campagna di comunicazione, quella di cui vi parlavo, per la quale avrò degli incontri che mi obbligano a dovervi lasciare presto. L'obiettivo è ricreare un national brand. Sostanzialmente l'Italia ha la necessità oggi di riraccontarsi come l'Italia salubre, come l'Italia sicura, come un'Italia del prodotto ben fatto e di qualità e anche appunto sano. Ma ovviamente tutto questo andrà fatto anche con una nuova chiave di lettura che sia molto più virale, che vada molto sui social, che sia mirata sul paese target. Su questo ovviamente abbiamo messo tanti fondi, 50 milioni da utilizzare già entro dicembre, e lo vogliamo fare con i migliori dal punto di vista delle imprese di comunicazione e marketing. Altri 30 milioni vanno alla rete diplomatica per le cosiddette campagne di promozione integrata. Molti di voi hanno già partecipato in passato. La Spagna è un paese dove le campagne di promozione integrata vanno bene e sono veramente utilizzate su larga scala, ad esempio la settimana della cucina, la giornata del design, la giornata del cinema, e quindi un vero e proprio bazooka comunicativo che mettiamo a disposizione. E altri 70 milioni che mancano ai 150 sono appunto quelli che abbiamo già destinato al fondo Simest per il fondo perduto. Tutto questo si aggiunge chiaramente al piano straordinario per la promozione del Made in Italy, che è appunto il nostro fil rouge di anno in anno, dove anche quest'anno abbiamo rifinanziato con 140 milioni di euro tutte le campagne che storicamente portiamo avanti, e abbiamo racimolato anche 170 milioni di arretrati che c'erano disponibili, quindi sommiamo circa 300 milioni su questo capitolo. Insomma, in totale abbiamo a disposizione per migliorare l'export circa 750 milioni di euro. Tanto si è riuscito a fare da questo punto di vista. Abbiamo anche fatto delle grandi operazioni su quello che avevamo già a disposizione, che si poteva migliorare. Ad esempio ICE ci ha dato una grandissima mano e vi racconto 3 cose che sono già disponibili con ICE. Intanto da aprile, quindi già da un mese, tutte le aziende fino a 100 dipendenti avranno una serie di servizi totalmente gratuiti che prima erano a pagamento. Questo è molto utile, quindi orientamento ai mercati e quant'altro. Poi, come avevamo promesso il 3 marzo, stiamo elargendo circa 21 milioni di euro come rimborsi, ristori alle aziende che hanno perso soldi alla mancata partecipazione alle fiere di aprile e alle fiere primaverili che sono state cancellate col coronavirus, e quindi questa, se posso dire, è nel silenzio generale la prima immissione vera di liquidità che facciamo nel sistema delle imprese. E l'altra cosa, abbiamo definito con ICE che ogni azienda che ne fa la richiesta avrà diritto a un modulo espositivo gratuito per il 2021 alle fiere internazionali. L'obiettivo è anche di paragonare, cioè di rendere gestite alla stessa maniera le fiere internazionali che si svolgono in Italia rispetto a quelle che si svolgono all'estero, perché ce l'avete chiesto in molti e credo che lo possiamo tranquillamente fare. Ripeto, tantissimo è stato fatto, non mi illudo che basti, nessuno nel governo pensa che sia sufficiente.
Vi invito però a notare che sostanzialmente nel giro di un mese si sono fatte praticamente 2 manovre economiche, un decreto da 25 miliardi e un decreto da 55, stiamo per chiudere, e quindi la volontà è piena e sono certo che tutti si stiano adoperando affinché si possa dare sempre di più alle imprese italiane. Il decreto aprile, come vi dicevo, tramite il Mise prevederà dei ristori a fondo perduto, ad esempio alle aziende sotto i 10 dipendenti, proprio per dare un po' di ossigeno, che non sia un prestito ma che sia proprio un fondo perduto. Viviamo già ora e vivremo una fase drammatica, ma sono certo che, come abbiamo sempre fatto, insieme ce la faremo. Insieme parlo dello Stato, parlo della Farnesina, parlo del governo, parlo di tutte voi imprese e categorie di imprese. Quindi auguro a tutti voi un buon lavoro. Sono certo che anche grazie a questo webinar potremo raccogliere altri elementi per andare a migliorare il piano che stiamo mettendo a punto, e sono certo che quando la ripresa si presenterà, perché sarà il momento, noi saremo prontissimi alla ripartenza. Tempo fa, prima del Covid ancora, scrissi un articolo sul 24 ore, o meglio, 24 ore ospitò un mio articolo, dicendo che avremmo puntato ad un nuovo rinascimento italiano. Io, nonostante tutto, ci credo ancora e credo che passi da tutti noi. Quindi vi ringrazio, buona giornata, buon lavoro a voi e a tutta la rete italiana a sostegno delle imprese che internazionalizzano. Grazie. Ringrazio il sottosegretario Di Stefano, sono certa che le imprese che ci stanno ascoltando saranno confortate da tutte le misure che il governo sta mettendo in campo.